bilancio che in primis ha ancora questa forza di far sì che il Veneto sia l'unica regione in Italia a non applicare addizionali, quindi su un potenziale di 1 miliardo e 150 che lasciamo in tasca ai veneti permette di mantenere questa unicità in tutte le regioni a statuto ordinario e dall'altra la capacità di continuare a finanziare quelle che sono le spese tradizionali che hanno mantenuto la qualità dei servizi nel Veneto, che hanno fatto sì che dal punto di vista amministrativo il Veneto venga considerato una delle migliori regioni in Italia, forse non è a caso anche il consenso che il Presidente Zaia gode, proprio per la capacità di mantenere le capacità di coprire quelle spese che ormai fanno parte del vivere quotidiano dei veneti e dall'altra tener conto anche che esistono nuove esigenze, ad esempio la nuova programmazione europea mette il Veneto nelle condizioni di avere più risorse, di aver bisogno di maggiori cofinanziamenti e quindi ulteriori 10 milioni messi a disposizione di questa partita, insieme ad altre cose che inevitabilmente nel corso degli anni si sono viste appalesarsi, come un adeguamento contrattuale piuttosto che le nuove spese legate alle Olimpiadi di Cortina, che saranno uno straordinario biglietto da visita per la nostra regione nel 2026. Quanto prevedono di intervento? C'è un aumento del fondo per le obbligazioni nei confronti di 5 milioni di euro, quindi anno dopo anno questo fondo andrà ad aumentare, ma naturalmente anno dopo anno vedremo anche delle opere realizzate nel nostro territorio che faranno sì che questa perla delle Dolomiti sarà ancora più bella. Gli assessori avranno un tesoretto? Sì, si chiama così, ma essenzialmente è una spesa discrezionale che è così definita, ma che va a coprire quelle spese che dicevo prima, non è che abbiano delle risorse che possono spendersi in iniziative che non rientrino in quello che è il programma del Presidente Zaia e quindi di quel programma di governo che è stato presentato nella prima sessione di bilancio di questa nuova legislatura e che vedrà nel corso di questi 5 anni confermare questo programma coerentemente con quelli che sono altri strumenti di programmazione, il documento di economia e finanza regionale e la strategia per lo sviluppo sostenibile. Queste tre cose messe assieme fanno sì che questo tesoretto venga speso bene per i veneti. Poi c'è anche la partita del PNRR. Poi rimane questa partita che al momento ancora non è chiara, non si capisce quali saranno le risorse, quali saranno le modalità con cui il governo centrale si rapporterà con le regioni. Speriamo che da qui alla discussione in Consiglio regionale che avverrà nel mese di novembre si possa avere anche maggiore chiarezza di quelle che potrebbero essere risorse che in alcuni casi potrebbero liberare risorse all'interno del bilancio regionale e quindi vederle rimodulate attraverso nuove iniziative o potenziando alcuni capitoli che magari potrebbero essere ulteriormente arricchiti, uno su tutti quello della cultura. Il Covid invece insiste molto sulla sanità, cioè quanto incide la sanità rispetto all'altro bilancio? Nel bilancio complessivo che è di 16 miliardi, quello della regione, il bilancio della sanità è di 9 miliardi e 6 e quindi capite credo che sia più dell'85%. È una cifra importante che credo solo fra qualche mese riusciremo a comprendere cosa è costato effettivamente il Covid e la gestione di una pandemia come quella che viviamo da 18 mesi a questa parte. Saranno delle cifre che dovranno trovare partite compensative con il governo perché una regione come la nostra che ha queste cifre non può assumersi l'onere di un ulteriore stimolo insomma intorno al miliardo fino ad oggi di spese per il Covid ed è una partita della sanità che naturalmente non va a incidere invece in quelle che sono le disponibilità per l'attività ordinaria della regione. E questo fattore di imprevedibilità come si propone di giorno in giorno per Covid che rende difficile? Sì, questo appesantisce perché c'è la necessità di avere una disponibilità e anche delle risorse a riserva e quindi avere un bilancio che abbia anche le caratteristiche della prudenzialità, perché poi devi avere la capacità che se ti succede qualcosa all'improvviso ci siano le risorse per dare delle risposte. Quindi speriamo che da questo punto di vista i futuri bilanci, se non dovranno più occuparsi di Covid, abbiano la capacità di essere più disponibili per nuove progettualità che naturalmente gli assessorati avranno modo di esprimere all'interno di una discussione della Giunta.